Conferenza stampa stamani della Fortitudo Agrigento svoltasi al Palamongada di presentazione della quarta gara del campionato di Serie A2 Girone Ovest che vedrà i biancazzurri impegnati in casa contro la Benacquista Latina. La partita si disputerà domenica 23 ottobre alle ore 18. Presenti il coach Franco Giani e il centro Domen Bell Holter. Diversi gli argomenti trattati, tra cui la continuità delle prestazioni tra fuori casa e dentro, che ancora manca alla squadra. La Fortitudo ha vinto la sola partita in casa con l'Agropoli, mentre ha perso le due fuori casa a Roma e a Biella la scorsa domenica. Mister, che partita si prevede domenica con il Latina? Una partita dura, una battaglia, prima di tutto perché l'atletismo e la fisicità di Latina sono importanti, sono di primissimo livello in questo campionato e quindi il primo scontro sarà proprio sul piano del ritmo e dell'intensità dei contatti. Poi è una squadra che viene da una vittoria in trasferta, quindi avrà sicuramente un aspetto morale importante, di grande entusiasmo, contro cui dovremo lottare per cercare di avere invece il controllo del ritmo della gara. E infine il talento, due giocatori americani di grande talento, ma anche italiani importanti, penso a Michel Poletti, a Rullo, a Uglietti, insomma non mancano i nomi importanti e questo dà un quadro generale di una squadra di livello alto che dovrà essere affrontata con grande lucidità, con grande precisione, che sono un po' le cose che ci sono mancate invece a Biella. Non c'è ancora continuità nelle prestazioni, c'è questo altalenarsi fra prestazioni buone e non buone fuori casa. Sì, questo purtroppo è normale in una fase di crescita, non è normale perduri in questo momento, ma perché probabilmente siamo, anzi sicuramente siamo un po' più indietro rispetto a quello che pensavamo, per cui speriamo che di settimana in settimana la disparità di prestazione e di rendimento vada riducendosi in modo tale da trovare la continuità. Importante sarà fare comunque il risultato positivo domenica e riprendere il filo del discorso che da Roma ad Agropoli ci aveva portato a fare determinati miglioramenti, li avevamo evidenziati, ma che invece a Biella ha avuto una battuta d'arresto che non ci aspettavamo nemmeno noi e sulla quale dobbiamo ovviamente lavorare. Il fattore campo quanto è importante in questo, diciamo, in questa fase iniziale? Beh, sicuramente in questo momento lo è, poi saranno le squadre che raggiungeranno più in fretta la giusta maturità e la giusta mentalità a riuscire a superare questa situazione e ad andare su tutti i campi o a giocare qualsiasi partita per vincerla. In questo momento Tortona e Roma hanno dimostrato di avere proprio da subito questo tipo di atteggiamento e le altre lo stanno ancora ricercando, per cui oggi ci sono ancora magari grandi diversità di rendimento e di prestazione fra gare interne e gare esterne che col tempo secondo me si ridurrà.